Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Messina svolta nell'inchiesta sulla morte della quindicenne Giulia Scimone. Il GIP dispone il carcere per il 19enne Alessandro Mondo, accusato di omicidio volontario dopo il tragico incidente di Torre Faro. Intanto è stata eseguita l'autopsia, sabato i funerali in cattedrale. Violenta rapina a Partinico, 3 uomini incappucciati e armati aggrediscono un pasticcere e si fanno consegnare l'incasso. Il racconto della vittima, Sicilia 24. Nuovi arresti per la sparatoria di Piazza Montana a Catania. Per la procura dietro l'agguato c'è una faida interna al Clan Cappello Bonaccorsi. 5 persone finite in carcere, una ai domiciliari. La Corte d'Appello di Palermo conferma la soluzione nel processo Mare Monstrum per Crocetta, Morace, Finocchiaro e la Liberty Lines. Respinto il ricorso della Procura su presunti favoritismi nei collegamenti con le isole minori. Catania avvia un sistema digitale per monitorare in tempo reale il traffico e ridurre il caos nelle principali arterie cittadine. Nuove regole anche per mezzi pesanti e lavori stradali, con il primo vero test a settembre. Lampedusa si prepara ad accogliere Papa Leone XIV tra misure di sicurezza rafforzate e un fitto piano organizzativo. Per l'isola una giornata simbolo di accoglienza, memoria e speranza. Calcio a Catania ufficiale, l'arrivo di Varrà come nuovo DS, dirigenza rossazzurra pronta a chiudere anche con l'allenatore Longo. Sul mercato si valutano diversi profili dal Crotone per costruire una squadra più giovane e offensiva. Ancora ben trovati, torniamo sulla morte della giovanissima Giulia. L'investitore, un motociclista di 19 anni, ammette le sue responsabilità. Il GIP di Messina lo manda in carcere. Sabato alle 16:30 i funerali in cattedrale. Tonino De Mana. Finisce in carcere Alessandro Mondo, il 19enne arrestato per l'incidente costato la vita a Giulia Scimone, studentessa di 15 anni travolta ed uccisa in via Circuito a Torrefaro da un motociclista. Il GIP Nunzio De Salvo ha aggravato la misura dei domiciliari trasformandola in quella della custodia in carcere. La decisione è arrivata a seguito dell'interrogatorio di garanzia nel corso del quale il giovane ha ammesso le sue responsabilità. L'aggravamento della misura è stato richiesto dalla sostituta procuratrice Maria Di Mulo, che coordina le indagini sul drammatico incidente. L'accusa è di omicidio volontario. Intanto al Papardo è stata eseguita l'autopsia sul corpo della sfortunata ragazzina. Già fissati i funerali che si terranno sabato alle 16:30 in cattedrale a Messina per l'ultimo doloroso saluto alla giovane, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto immenso e un profondo senso di sconforto. Sui social e non solo sono migliaia i messaggi di affetto con toccanti ricordi e dediche per Giulia, andata via troppo presto per colpa di un'imprudenza e di un beffardo destino. E adesso delle immagini davvero molto forti, quelle che vi mostriamo nel prossimo servizio, dove 3 uomini incappucciati e armati minacciano il titolare di una pasticceria. Una violenta rapina è quello che vi mostriamo nei confronti di un uomo davvero terrorizzato, il titolare che poi abbiamo sentito al nostro microfono, Marco Gullà. Sono immagini cruente, una rapina violenta in un bar pizzeria di Partinico, le golosserie di Bono. Come vediamo da queste immagini, 3 uomini incappucciati hanno fatto irruzione nel suo locale al momento della chiusura e gli hanno puntato contro una pistola per appropriarsi dell'incasso della giornata. Dopo averlo minacciato, si sono fatti consegnare circa 3.000 euro, oltre a un orologio, un bracciale e una collana d'oro che il proprietario del locale indossava. Incontriamo Gianfilippo Bono nel suo bar. È ancora provato per quanto successo. In quel momento si teme cose peggiori, si teme giustamente, avendo pure una pistola puntata, se scappa un colpo, se la pistola è vera o non è vera. Dico, queste sono cose che uno pensa, però in quel momento non sa quello che può capitare. Tantissimi clienti stanno manifestando appunto la solidarietà al titolare che è stato appunto vittima di questa brutale rapina. Che volevano i soldi, volevano i miei oggetti personali, ma fino a quando prendevano qualcosa, anche il denaro, non tanto mi interessavano. Il problema è stato quando mi hanno incominciato a dire l'orologio, oppure la collana,
che non è per, come ho ripetuto qualche volta, per il discorso nelle rilascio interviste, per il discorso del denaro, dell'importo, quanto costa meno, è per gli effetti personali e cose personali che sono nella mia famiglia. Nella concitazione Bono è caduto, riportando una contusione alla spalla e al ginocchio. Però queste cose sinceramente mi hanno colpito, perché secondo il mio punto di vista non sono una persona che può meritare un'azione del genere. Adesso a Catania sono in tutto 6 i provvedimenti, gli arresti, 5 in carcere, 1 ai domiciliari in relazione alla sparatoria dell'11 giugno nel quartiere di Trappeto Nord in piazza Beppe Montana. Per intenderci, per la procura è l'ultimo capitolo della faida interna, 2 diversi componenti del clan mafioso Cappello Bonaccorsi per il controllo degli equilibri criminali. Eva Spampinato. Per lo scontro armato di Piazza Montana sono arrivati altri arresti e il cerchio si chiude sulla faida tutta interna al clan mafioso Cappello Bonaccorsi. E questo, secondo la procura di Catania, è il movente della sparatoria dell'11 giugno scorso nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, dove un comando armato ha aperto il fuoco in una piazza di spaccio ferendo 3 minorenni. Ecco il momento degli spari, la raffica di fuoco si vede chiaramente dalle telecamere di sicurezza della zona e poi il ragazzo che arretra e i motorini che si danno alla fuga. Dopo settimane di indagini, la squadra mobile di Catania ha arrestato 5 componenti del gruppo di fuoco, finiti in carcere con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di armi, aggravate dal metodo mafioso. Ai domiciliari invece il presunto favoreggiatore, il factotum, che avrebbe garantito rifugi, spostamenti e assistenza durante la fuga. Determinanti le intercettazioni e le telefonate partite dal carcere, dove un esponente di spicco della stessa fazione continuava a impartire indicazioni ai latitanti. Un filo investigativo che ha permesso di ricostruire gli spostamenti del comando tra Adrano, Siracusa, Giardini, Naxos e infine Floridia, dove 4 dei ricercati sono stati bloccati in un hotel. Un altro è stato arrestato a Catania, in casa della compagna, con una pistola calibro 6,35 sul comodino, probabilmente proprio l'arma dell'agguato. Secondo gli inquirenti, lo scontro armato sarebbe nato dalla guerra tra 2 diverse componenti dello stesso clan mafioso per il controllo degli equilibri criminali sul territorio, un regolamento di conti che ha trasformato una piazza di quartiere in un teatro di guerra. Il GUP di Palermo ha rinviato a giudizio per corruzione l'ex portavoce del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, Sabrina De Capitani, l'imprenditrice Marcella Cannariato, ex rappresentante in Sicilia della Fondazione Belisario e della Fondazione Dragotto, Marianna Amato, ex dipendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e il manager Alessandro Alessi. Il processo comincerà il 2 novembre. Sono tutti coinvolti nell'indagine sull'uso illegale dei fondi dell'ARS. E la Corte d'Appello di Palermo ha confermato invece la soluzione dell'ex presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, dell'ex presidente dell'AST Massimo Finocchiaro e dell'armatore Ettore Morace nel processo per corruzione nato dall'inchiesta Mare Monstrum. Respinto il ricorso della Procura che contestava un presunto sistema di favori nella gestione dei contributi per i collegamenti marittimi con le isole minori. Confermata anche la soluzione della compagnia Liberty Lines. E si insedierà lunedì il nuovo questore di Siracusa, Aldo Fusco, che succede a Roberto Pellicone, andato in pensione dopo 38 anni di servizio nella Polizia di Stato messinese. Con oltre 30 anni di esperienza, maturata tra Sicilia, Calabria e Puglia, Fusco torna in provincia di Siracusa, dove in passato ha guidato il commissariato di Lentini ed è stato dirigente della divisione anticrimine. Nel corso della sua carriera ha coordinato operazioni contro la criminalità comune organizzata di stampo mafioso. Una discarica abusiva cresciuta nel tempo a pochi passi dalle abitazioni alla periferia nord di Gela. Rifiuti di ogni genere invadono le campagne, mentre di notte arrivano i roghi che sprigionano fumi e odori segnalati da anni dai residenti. GR Italia. Non è una discarica autorizzata, ma da anni funziona come tale. Tra i quartieri Cantina Sociale e Sette Farine, alla periferia nord della città, una strada sterrata è stata trasformata in un lungo corridoio di rifiuti, elettrodomestici, mobili, materassi, scarti domestici e soprattutto materiali edili abbandonati senza controllo. Terreni incolti a ridosso delle abitazioni trasformati in punti di scarico abusivo, dove il degrado continua ad avanzare. Da anni i residenti denunciano una situazione sempre più critica, ma accanto al problema dei rifiuti c'è un nuovo allarme. I rifiuti non solo continuano a essere scaricati giorno dopo giorno,
ma vengono anche dati sistematicamente alle fiamme, generando non pochi problemi a chi abita alla periferia nord della città. A raccontare la situazione Emanuele Italiano, vicepresidente del comitato Area 8. Ogni sera viene bruciato tutto quello che c'è come immondizia. E viene lasciato durante il giorno e poi la notte viene bruciato. Questo cosa succede? Che alla fine i venti che abbiamo durante la notte trasportano i fumi acri, i fumi odori insopportabili e giustamente arrivano nelle case adiacenti a questo disastro, se vogliamo dire. Il comitato ha già chiesto controlli e monitoraggi, ma secondo i residenti il fenomeno continua. E dal momento che viene bruciata ci ritroviamo che l'indomani o comunque dopo alcuni giorni spazzatura freschissima, pronta a essere bruciata durante la notte. Un ciclo continuo che lascia dietro di sé degrado, cattivi odori e una periferia sempre più segnata da un'emergenza ambientale. Bidoni e bottiglie di plastica davanti a una fontana pubblica per riuscire a portare a casa qualche litro d'acqua. Siamo ad Agrigento. Sentiamo Davide Sarto. Bidoni e bottiglie di plastica davanti a una fontana pubblica per riuscire a portare a casa qualche litro d'acqua. Scene che sembrano appartenere ad altri tempi e che invece si ripetono ogni giorno ad Agrigento, nel quartiere di Buonamorone, dove la crisi idrica continua a mettere a dura prova la vita dei cittadini. Costretto a riempire bidoni? Ovviamente, perché senza acqua non è che si può vivere. Da quanti giorni manca l'acqua a casa? Saranno circa 15 giorni. E come fa? Come fa? Con i bidoni. Da settimane in molte abitazioni i rubinetti restano a secco. Tra le persone in attesa del proprio turno ci sono anziani, famiglie e anche cittadini con problemi di salute. Un disagio che alimenta rabbia, stanchezza e senso di abbandono. Voglio solo pagare l'acqua perché mi sono stancato di fare questa vita. Io ho una bambina piccola, io ho una disabilità con la 104 riconosciuta e un'invalidità pari al 60%. Sono diabetico, soffro di ipertensione e mi manca l'acqua. La cosa fondamentale della vita, mi manca l'acqua. Chiedo solo questo, acqua. Nel mirino dei residenti finisce la politica, accusata di non essere stata capace di risolvere un'emergenza che si trascina da troppo tempo. I politici la dovrebbero risolvere, sta a loro risolvere il problema. Qua si parla sempre di questa emergenza e ogni anno è sempre la stessa storia. Per molti cittadini quella dell'acqua non è più un'emergenza, ma una condizione diventata insostenibile. La multinazionale farmaceutica Pfizer ha annunciato la chiusura definitiva di 2 linee di produzione della penicillina nello stabilimento di Catania, una decisione che potrebbe mettere a rischio oltre 300 posti di lavoro. L'azienda ha assicurato la presentazione di un piano per limitare l'impatto occupazionale e non esclude la possibile cessione del sito. Intanto il presidente della regione Schifani ha chiesto al ministro delle imprese del Made in Italy Urso l'apertura di un tavolo di crisi ministeriale che dovrebbe essere convocato entro luglio per individuare soluzioni a tutela dei lavoratori e per il futuro dello stabilimento. Intanto quest'oggi è previsto alle 15 l'apertura di un tavolo sindacale proprio sull'argomento. A Catania un sistema digitale per monitorare e fronteggiare l'emergenza del traffico sarà di supporto alla polizia locale. Nuove regole anche per il carico e lo scarico delle merci. Tonino De Mana. Un servizio di monitoraggio digitale del traffico, niente lavori stradali in orari di punta e regolamentazione delle operazioni di carico e scarico delle merci. Ruota attorno a queste nuove disposizioni la controffensiva del Comune di Catania per fronteggiare il caos viario nelle principali arterie cittadine. Osservata speciale la circonvolazione, ma il sofisticato sistema tecnologico consentirà di controllare in tempo reale anche le vie Dusmet, Viale Africa, via Domenico Tempio, via Vincenzo Giuffrida, segnalando criticità per permettere interventi tempestivi della polizia locale e migliorare così la fluidità della circolazione. Ma noi siamo fiduciosi in questo senso, se riusciamo a settarlo attraverso l'acquisizione dei dati in maniera adeguata ci permette di avere quei minuti, perché di questo si tratta, utili ad anticipare il vero e proprio blocco stradale o il rallentamento critico di un'arteria. Fondamentale sarà liberare la città dalla morsa dei mezzi pesanti, come sottolinea l'assessore alla viabilità Coppolino.
Questa è un'altra delibera di buonsenso che l'amministrazione ha adottato e servirà ad evitare che si creino ingorghi per la presenza di tir laddove le strade della città non li possono accogliere. Il servizio di monitoraggio digitale del traffico sarà operativo dalla prossima settimana, anche se per il vero e proprio banco di prova bisognerà aspettare settembre, che coincide con la riapertura delle scuole. Adesso c'è una pausa, ci fermiamo, torneremo subito dopo per mostrarvi una Lampedusa pronta ad accogliere la visita di sabato del Papa. Siamo tornati in studio. Lampedusa si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella storia. L'isola è in fermento per l'arrivo di Papa Leone XIV. Sentiamo il servizio di Davide Sarto. L'attesa cresce di ora in ora. Tra operai al lavoro, transenne e misure di sicurezza, Lampedusa si veste a festa per accogliere Papa Leone XIV. Una giornata che affonda le sue radici anche nel dolore. Il sindaco Filippo Mannino ricorda le tante notti trascorse ad affrontare gli sbarchi di migranti morti in mare. Da quella sofferenza è nata una lettera indirizzata al Santo Padre, trasformata oggi in un messaggio di speranza per l'intera comunità. È già pronto il piano organizzativo che coordina sicurezza, assistenza sanitaria e viabilità. Allo stadio comunale si stanno ultimando il palco e gli allestimenti che ospiteranno l'evento. Sabato l'accesso sarà consentito esclusivamente da via Cameroni, mentre ai partecipanti saranno distribuiti acqua e cappellini per affrontare il caldo. Previste anche limitazioni alla circolazione dalle 8 alle 14. Alcune zone dell'isola saranno interdette al traffico per consentire il passaggio del corteo papale. Per il sindaco Mannino l'arrivo del pontefice rappresenta un riconoscimento ai valori che da sempre contraddistinguono Lampedusa: accoglienza, solidarietà e rispetto della vita umana. Un appuntamento che l'isola si prepara a vivere con grande emozione e profondo orgoglio. Dopo Milano, Roma, Napoli e Bari, anche Ragusa apre il nuovo guardaroba sociale per donare abiti nuovi e restituire dignità a 120 famiglie fragili ogni mese. Veronica Barbarino. Abbigliamento nuovo alle famiglie in difficoltà e alle persone senza dimora. È il nuovo guardaroba sociale a Ragusa, promosso da Fondazione Progetto Arca, in collaborazione con Caritas Diocesana di Ragusa, Vocri e un'azienda di abbigliamento svedese, è un nuovo segno di vicinanza per chi vive situazioni di fragilità. È un nuovo progetto, uno dei primissimi progetti di Fondazione Progetto Arca qui in Sicilia. Abbiamo già collaborato in realtà con Caritas, collaboriamo con loro dal 2018 per il supporto alimentare alle famiglie in fragilità. Nel tempo però ci siamo accorti che c'era bisogno di fare qualcosa di più e questo è stato un progetto che abbiamo deciso di portare qua. Obiettivo: preservare la dignità delle persone. Sarà quindi possibile scegliere e provare gli abiti come in un vero e proprio negozio. Sarà attivo il martedì, giovedì e venerdì al mattino, quindi le persone potranno recarsi qua o recarsi anche presso i centri di ascolto cittadini e parrocchiali per prendere l'appuntamento, per organizzare al meglio il servizio. Poi ci sarà la possibilità anche di portare indumenti usati il mercoledì pomeriggio. Un servizio che affianca l'Emporio Solidale, in cui è possibile fare la spesa di prima necessità, il Ristoro San Francesco, il centro di ascolto cittadino e quelli parrocchiali, perché nessuno è lasciato da solo. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e torniamo con il calcio. Siamo al calcio. Il Catania ha ufficializzato ieri Fortunato Varrà nel ruolo di direttore sportivo. Il dirigente calabrese ha sottoscritto un contratto per 2 anni il servizio. Fortunato Varrà, calabrese di 49 anni, è il nuovo direttore sportivo del Catania. L'accordo su base biennale è stato ufficializzato dal club rossazzurro, che nel comunicato gli augura buon lavoro a nome del presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti. Varrà, che nel Napoli ha ricoperto la carica di responsabile dei giocatori in prestito, ha lavorato in passato con Locri, Castrovillari, Benevento, Potenza e Pontedera. Il prossimo passaggio sarà l'accordo ufficiale con il
tecnico Emilio Longo, pronto a sottoscrivere un contratto di 2 anni con opzione del terzo in base ai risultati ottenuti. Completata questa fase, spazio al calciomercato per un Catania più giovane, dinamico e offensivo. Longo potrebbe convincere qualche calciatore del Crotone a seguirlo, anche se non mancheranno le resistenze rossoblù, in quanto prospetti molto interessanti per la categoria. Al centrocampista brasiliano Vinícius Negro Di Stefano, 23 anni, dal 2023 in Calabria con 72 presenze e 5 gol, all'attaccante Antonino Musso, 26enne, prelevato dalla Torres e autore di 9 reti nello scorso campionato, e all'esterno offensivo di 25 anni Marco Zunno, si è aggiunto nella lista il difensore trentenne Davide Di Pasquale, con grande esperienza in C, con le maglie di Crotone, Pescara, Foggia e San Benedettese. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi ricordo il prossimo appuntamento alle 14 e vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Orazio Longo. Buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.